è meglio alla fine se vuole un po' di acidità, come diceva quello, perché se sono appesi con burro bianco. Quello, ecco, hai fatto quello? Buongiorno, allora, oggi è venerdì, no, domenica. Ragazzi, non può essere venerdì perché se c'è il sole in questa stanza vuol dire che è mattina e quindi è domenica. Niente, c'è un bellissimo sole, una bellissima giornata. I gattacci sono qua che guardano fuori. C'è anche Pippo, ecco. Vedi? Perché ieri ho messo la pappa agli uccellini, allora sono lì che controllano tutto. Allora, niente, io ho messo ad andare la lavatrice, ho messo dentro le cucce dei gatti e le faccio anche asciugare in lavatrice, in lavasciuga, insomma. Quindi ho fatto andare la lavasciuga, ecco. Sì, perché non c'è così caldo da riuscire ad asciugarle bene. E in casa forse si asciugano, ma chissà dopo quanti giorni, quindi ho deciso di fare lavasciuga. Oggi è domenica, costa meno. Vabbè, fuori ho steso le lenzuola, ancora quelle dell'altra volta, perché devo cambiare quelle che ho su, ma non ho altre da mettere. E ieri le ho lavate, oggi le ho stese, le ho messe fuori perché forse, cioè, sono tanto ingombranti in casa, faccio fatica a asciugarle. Ho deciso di metterle fuori, che visto che c'è il sole. E niente, basta, sono quasi le 10. Anche oggi ho dormito abbastanza. Fuori è freschetto, non c'è per niente caldo, però al sole si sta molto bene, ma è freddo. Sì, è decisamente gennaio, si sente, però è freschetto, sì, però si sta bene al sole. Cioè anche qui seduti sullo sgabello qua, così col sole si sta molto 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 bene. Davvero. Vabbè, niente. Non ho grossi aggiornamenti, la neve non è arrivata, non ha fatto assolutamente niente in questi giorni. E da una parte meglio, perché finché Franz non rientra al lavoro io ho l'ansia della neve. Quindi meglio che non nevichi per il momento. E ancora domani. E poi Franz dovrebbe, teoricamente, se il medico del lavoro gli darà il via libera per poter tornare, dovrebbe tornare da martedì 14. Staremo a vedere. Adesso al momento è in ferie. Quel vasetto là si rovescia sempre perché è leggerissimo. Al momento è in ferie. Vabbè, basta. Non ho aggiornamenti. Anche qua avevo messo i fiorellini. Questo qua è da lavare, ma lo lascio fuori tanto. E vabbè, quello è il sacchetto della cenere e ho messo i fiorellini. Ho cambiato composizione anche qua fuori e ho fatto questa così, con questi qua che avevo già in realtà. E poi ho aggiunto questi 3 bianchi e questi qua verdi, che sono proprio invernali secondo me. Non lo so, io li vedo tanto invernali. E qua anche ho messo i fiorellini belli. Bene, non vi faccio vedere come sono ridotti questi vetri perché fanno pietà, però a quest'ora non si vede che sono tanto sporchi, per fortuna. Il pomeriggio è un disastro, è meglio non essere qua pomeriggio. Vabbè, dai, questa è una bellissima giornata. Lassù cos'è? Vento? O sono nuvole? No, è vento quello, in quota. Sembra vento, sì. Che fa volare la neve. Sì, mi sa che sì. Secondo me è proprio vento quello. Bene, qua è tutto a posto. Penso che adesso mi metterò a giocare un po' con Animal Crossing. Franz non c'è. Il letto lascio che prenda ancora aria. Mi sono svegliata oggi perché avevo il sole in faccia. Perché a una certa ora in camera arriva il sole, adesso che è basso, e quando sorge arriva, siccome gli scuri non sono nuovi, sono pieni di buchi, e quindi quando sorge il sole arriva in camera e arriva proprio dalla mia parte. E infatti mi sono svegliata con sto raggio di sole che, insomma, mi ha un po' disturbato. Ho detto saranno le 9, invece no, non erano ancora le 9, quindi si stanno allungando le giornate. Mi ricordo sorgeva alle 9 e adesso invece erano le 8:40 qualcosa, quindi
sorge prima adesso e quindi vuol dire che le giornate si stanno allungando e io sono felice di questo perché odio l'inverno. Poi dovrei assolutamente rifare le unghie e vorrei rifarle di nuovo così luminose, così brillanti, però mi brucia tutta l'immagine, ecco, così luminose. Vorrei rifarle così, però non sono sicura, non sono sicura, perché comunque così i brillanti sono un po' da festa, secondo me. Però senza gli adesivi festivi, secondo me, potrebbero stare, no? Dove andate voi due? Tripponi? Dove, dove? Dove andate, dove? Dove andate? Due tripponi. Dove state andando? Ma, forse a bere, mangiare, bere, mangiare. Mangiare Pippo. E Pepe invece non sa cosa deve fare oggi nella vita, non lo sa, non lo sa. Io mi metto a giocare. Chi è Pepe? Chi è? Un gatto da guardia. Chi è? Chi è? È arrivato anche Pippo. Pippo? Mummy? C'è Mimì lì, guarda gli uccellini. Chi è, Mummy? Chi è? Comunque lassù c'è vento, sì. È tutta neve che vola quella. Che roba. Sono appena tornata dalla passeggiata domenicale. Boh, era qui che mi aspettava. Sono migliorata rispetto all'altro giorno, ma oggi ho corso ancora di più, infatti ho male alle anche. Quelli sono dettagli, no? Guarda che stanchezza. Guarda che stanchezza. Mi chiedono di te. Eccolo qua, bistecchino. Allora, quest'oggi 9 km e 52, sì, ho fatto qualche metro in più. 9 minuti e 35 per un chilometro, 1 ora e 31 ci ho messo, contro 1 ora e 36 dell'altra volta, dell'altro ieri. Bene, sono molto contenta. Ciao, bello bue, avvicinati sempre di più. Comunque no, non si fa ancora toccare, non si farà mai toccare praticamente questo gatto. Adesso devo suonare il campanello, che anche oggi sono senza chiave, e ho incrociato tantissima gente, ma forse perché è domenica. Adesso suono, vado dentro e mi rilasso, così mi vengono fuori tutti i dolori possibili e immaginabili. Oh vabbè, adesso andiamo. Adesso faccio spaventare tutti i gatti, anche Franz. Ma non so se ho suonato, perché ho la musica non sento. Vabbè dai, a posto. E vi saluto intanto. Comunque, oggi è lunedì 13 e niente, sono in macchina che aspetto. Franz è appena salito su per fare la visita medica, per rientrare al lavoro, e nel frattempo, cioè, farà anche la visita medica che lui deve farla ogni anno per il lavoro, quindi usando dei mezzi pesanti deve farla ogni anno, quindi fa 2 visite in un solo colpo. E niente, io ho deciso di star qua in macchina, tanto c'è anche un bel sole. Finita la visita, credo andremo a fare un po' di spesa, non so dove, però da qualche parte andremo, per forza andremo, perché a casa non c'è più tanta roba, cioè abbiamo poca verdura, frutta non ce n'è più, e quindi bisogna fare un po' di spesa. L'ultima volta che avevamo fatto spesa era il 27 dicembre, oggi siamo al 13 di gennaio, insomma è passato un po' di tempo, dai. Noi se riusciamo la facciamo una volta al mese, /2, ma anche una volta al mese, però non saprei dire quanto spendiamo in realtà, non lo so, perché comunque prendiamo anche roba che si potrebbe evitare, quindi potremmo spendere anche di meno probabilmente rispetto a quello che invece spendiamo. Però alla fine qualcosa di extra, se si ha la possibilità, si prende sempre. A casa non ho più ripreso niente. Notizia positiva, notizia positivissima.
Franz domani rientrerà al lavoro. Finalmente è un sollievo veramente. È un sollievo, sì, davvero. Lì vedete tutta la spesa. No, queste sono tutte buste vuote. Quella invece c'è roba da congelatore. E qua ci sono, no, c'erano le mie nuove scarpe che sono qui. C'ho tutto un casino. Cioè, sembra un accampamento. E in tutto ciò sono le 9:30 di sera praticamente. E io devo mettere via tutta la spesa, lavarmi, continuare a fare un po' di fuoco perché siamo arrivati a casa quasi alle 8:30, quindi tardi. E devo lavare la cassettina dei gatti di là, e mettere la lettiera pulita. Aiutatemi. Ho comprato una lettiera nuova ai gatti. Ho comprato la lettiera al tofu. C'è chi lo mangia il tofu. E ho fatto la lettiera dei gatti al tofu. Vi saprò dire se vi interessa com'è. Non ne ho la più pallida idea, non l'ho neanche aperta per vedere com'è. Comunque ho detto, beh, provo a prenderla. Perché dove compro adesso la roba dei gatti non c'è quella che compro solitamente su Zooplus. E quindi, pazienza, ne ho comprata un'altra, basandomi sulle recensioni. E spero sia buona veramente, che non siano tutte recensioni fasulle, non credo. E vabbè, niente. Dai, mi metto via tutta questa spesa. Se non avete visto i video spesa o il video spesa precedente a questo, vi faccio vedere le scarpe, perché probabilmente, cioè non tutti guardano i video spesa, e quindi vi faccio vedere le scarpe nuove che ho preso da Pittarello, non Pittarosso ma Pittarello. Sono delle semplici Adidas, mi metto qua che c'è un po' più luce, si vedono un po' meglio. Sono delle semplici Adidas bianche, io le adoro bianche e finalmente sono intere, sono bianchissime, perfette, non dureranno molto così pulite. E niente, le ho prese con le righe laterali così di questi colori. C'erano anche, infatti ero molto indecisa su l'altro modello che aveva le righe, cioè lo stesso modello in realtà, però aveva le righe di rosa, colore diverso, un rosa un po' più acceso rispetto a questo, tutte e tre rosa. Poi alla fine Franz mi ha detto no, prendi queste qua che sono un po' diverse, e allora le ho provate tutte e due, sono molto comode e ho preso queste. E questa è una taglia US 5 che non so a cosa corrisponda, non ne ho idea. Non lo so. Questo è il modello Grand Kurt, si dice così? Kurt 2.0K. Scarpe da tennis, belle, mi piacciono. E detto ciò, Peppe, cosa diciamo? Che ti ho fatto fuoco, così ti scaldi le ossa. Lì via c'è la spesa, sì. Ah, e tu che sei... Madonna, come sei ruffiano. Sei ruffiano, sai? E niente, Pippo invece qua su, e io vi abbandono e continuo questo video un'altra volta perché devo mettermi a sistemare casa, perché altrimenti c'è troppa roba. Come faccio? Adesso vi appoggio qua e mi metto a sistemare. Ce ne sono 5. C'è scritto per 6. Ce ne sono 5. Dai, adesso controllo anche quella alla crema. Queste sono giuste. Queste sono 6. Ci hanno imbrogliato, ne manca una. Ma vi pare normale che in una confezione con scritto per 6 ci siano 5 croissant solo? No, a me non pare normale. C'è troppa roba. No, c'è ancora spazio. Nel frigo non tanto, ma
alcune cose di quelle che sono in frigo sono da sistemare meglio, tipo i peperoni e i finocchi non li ho tirati fuori dalla busta perché devo sistemare il cassetto sotto della frutta, della verdura, e quindi li ho lasciati lì così. Domani. Poi le cotolette, cordon bleu li metterò in congelatore, quindi si libererà tutto un piano. Quindi non è così pieno. Magari mi faccio risentire dopo. Intanto finisco questo lavoro, perché sennò non vado più neanche più a lavarmi.